E allora eccoci qua, pronti per partire con questo pomeriggio dei Carnevali di Marca. Fra poco mi raggiungerà naturalmente sugli spalti, mi raggiungerà anche Federico. Siamo pronti per vivere questo pomeriggio dei Carnevali di Marca qui a Vittorio Veneto. Benvenuto Federico. Eccoci qui, nuova Miss quest'anno, caro il nostro Roberto. Allora in questo... così, cosa siamo? I messicani? Siamo due messicani fuggiti da una cantina vicina a Vittorio. Molto bene, perfetto. Poi abbiamo anche, poi avremo qua sul palco il simbolo dei Carnevali, il simbolo, che poi ho scoperto la bottiglia vuota, è sbagliato, doveva venire con la bottiglia piena, noi aiutavamo. Ma non svelare troppo. Comunque avremo la testimonial ufficiale che da anni riceve un cachet stellare per essere così la protagonista delle copertine delle brochure dei Carnevali di Marca. Allora, Carnevali di Marca, ricordiamo, oggi è una giornata conclusiva del Carnevale. Avevamo previsto... Venga qui, ci avviciniamo un po'. Avevamo previsto l'appuntamento l'11 di febbraio, poi abbiamo dovuto rimandarlo per ovvie questioni meteo. E oggi, per rivivere un po' l'atmosfera dell'11 di febbraio, 10 minuti fa è arrivato qualcosina, però c'è un bagliore di sole che compare all'orizzonte naturalmente, quindi ci fa ben sperare. Allora dicevamo Carnevale di Marca, ultima tappa degli appuntamenti del Carnevale di Marca, ricordiamo 22 piazze toccate, manifestazione organizzata come dicevamo dall'omonima Associazione Carnevale di Marca in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto che patrocina questo evento. Poi avremo qua sul palco qualche ospite. Sì, sarà un lungo pomeriggio bello allegro e spumeggiante. Vedo che i vittoriesi non si sono fatti intimidire da qualche goccia di pioggia che appunto sul far del mezzogiorno aveva così impaurito gli organizzatori, perché appunto, come anche potete vedere dalle immagini, il Viale della Vittoria si è riempito, si sta riempiendo proprio in ogni ordine di posti, e mi dicono che da Serravalle a San Giacomo praticamente è tutto pieno. Tutto pieno. Ci deve essere libero il posto numero 54 e 55 che non sappiamo dove. Comunque cercate il posto 54 e 55 di Viale della Vittoria. Noi salutiamo anche i nostri telespettatori, i telespettatori della Tenda TV che ci stanno seguendo sui nostri canali social, sul canale 19 del Digitale Terrestre per chi ha le Smart TV, e quindi salutiamo tutti coloro i quali non potendo essere qui magari per qualche ragione a noi ignota, insomma, possono godersi tutto lo spettacolo della sfilata dei carri allegorici. Intanto dietro le nostre spalle si è palesato il presidente Redo Bezzo, che poi avremo modo di salutare, ma prima, caro Roberto, ormai è diventato un appuntamento immancabile il gioco della spesa, perché dovete sapere che il nostro sponsor Maxi Supermercati e Spac Supermercati ogni anno, in ogni tappa del Carnevale di Marca, mette in palio un buono spesa del valore di 50 euro da regalare a chi indovinerà il valore della spesa che stiamo mettendo qui. Quindi Roberto, se tu sei d'accordo, io vado in strada. Esatto, intanto abbiamo il notaio qui che sta armeggiando con le ultime scartoffie per consentirci di descrivere al meglio tutti i gruppi e tutti i carri che sfileranno qui davanti a noi lungo Viale della Vittoria a Vittorio Veneto. Devo dire che siamo anche baciati dal sole adesso, quindi tutto secondo programma. L'aveva previsto il presidente. Bene, allora adesso per fare questo gioco del Maxi noi avremo bisogno di 10 volontari che vengono qui e indovineranno la spesa in palio. Allora, forza, 10 volontari che non abbiano paura di venire qua davanti a noi, forza, si vince il buono spesa. Forza. Da questa parte che abbiamo anche spazio, che c'è anche una feritoia, potete uscire. Non c'è nessuno che vuole giocarsela oggi, Non abbiate paura, non veniamo a casa vostra a prendere l'aperitivo, tranquilli. Nessuno? Federico, aiutami tu, che qua... Sì, basta che faccia il giro, esca lì, dai, faccia una corsetta, veloce. Vada, gliel'ha detto sua moglie, vada e arrivi qui. Quando te lo ordina la dolce metà devi correre, come si suol dire. Allora,
Eccone qua uno, prego. Allora, venga, si posizioni qui direttamente. Forza, qualche altro volontario. Egidio, aiutami a recuperare qualche altro volontario, forza. No, qua. Sì, li facciamo qua e dopo lui. Allora, forza, qualche altro volontario che vuole tentare la fortuna? Sì, forza. Senza paura. Allora, no, adesso vi diciamo tutto, non vi preoccupate, non si preoccupi, lei stia Signora, venga, anche lei, venga, conosciutissima, venga. Sulla linea di mezzeria, dopo il signore. Niente, dopo il signore, vada dopo il signore sulla linea di mezzeria e qua si sposta lui, avanti e indietro. Perfetto, bene, abbiamo raggiunto, anche lei vuole partecipare, allora si metta qui sulla linea di mezzeria, perfetto, bravissimo. Signore, venga correndo che sua moglie gli ha detto di correre. Chi abbiamo? Ce ne abbiamo un pochi. Allora, 2, 4, 5, quanti facciamo? Forza, ecco, signora, faccia vedere la corsetta, l'andatura, il mezzo fondista che c'è in lei. Bravissimo, lei sa che questa sera sua moglie le darà tante belle parole. Perfetto, benissimo. Ok, un'altra volontaria, eccola qua. Lei vada su in fondo. Lei vuole fare il gioco della spesa? No, lui no. Qua. Nicola, avevamo bene. Nicola Arrigoni che no. Allora, perfetto. Ci siamo? Allora io direi che facciamo con questi. Non c'è nessun altro che vuole tentare. Allora venga, ecco, ce n'è un altro che arriva qua. Ecco qua. Forza. Guardate questo. Adesso questo gente che corre, che arriva con agilità. Perfetto, mettiamoci sulla linea di mezzeria. Lei vada su al nord. Perfetto. Vara, gente che arriva, tutti che vogliono partecipare al gioco. Beh, direi che basta così. Allora, si fermi. Allora, procediamo. Allora, vi spieghiamo come funziona. Adesso vi spiegheranno, quelli sono i prodotti da spesa che adesso Federico andrà a ricordare. Voi li guardate chiaramente, poi dovete pensare al valore della spesa. Più vi avvicinate al valore della spesa, si porta a casa il buono da 50 euro. Tutto chiaro? Perfetto, vai con la spiegazione. Molto bene, allora abbiamo qui nella nostra consueta televendita dei fagioli borlotti, questo qui. Che fanno un bel prem. Poi abbiamo dei fusilli al farro, che sono anche quelli belli dietetici. Poi abbiamo delle schiacciatine classiche, eccole qui. E poi abbiamo lo smacchia facile, anche qui molto bene. E poi ci starebbe bene adesso un buon caffè, una confezione di caffè e ancora della nocciolata che inspiegabilmente è ancora intera, nessuno ancora se n'è dato fuori. L'ha, esatto. Poi abbiamo sempre per quanto riguarda la televendita del bagno doccia. Sì. Sto attento a non dire le marche perché sai poi qua è un disastro. Poi abbiamo la panna in questa confezione tripla. Poi abbiamo questa simpatica boccetta che è un aroma per focacce, panettoni, crostoli e frittelle, anche se i crostoli e i frittelle ormai sono un po' fuori. Però oggi si può Oggi strappo la regola. E finiamo con una passata di mela e pesca. Ecco qui, allora adesso questi sono i prodotti che il nostro Redo questa mattina alle 7 è andato ad acquistare nel supermercato. È arrivato ancora prima che aprissero la serranda. Ha detto, signora, mi apra che devo fare la spesa. Esatto. Allora, adesso, voi che avete visto i prodotti, vi chiederò il nome per ciascuno e voi dovrete dire il valore che secondo voi ha la spesa. Chi si avvicina, naturalmente vince. E abbiamo il nostro notaio per l'occasione, eccolo qui, il nostro notaio che è una faccia nota, che si prenderà nota del nome e dell'importo e poi andremo a vedere chi si è avvicinato di più. Tutto questo nell'attesa dei carri allegorici che ormai sono ormai bene. Esatto. Allora procediamo. Allora io per questioni televisive parto da lì. Parto da qui, parto dal nord e scendo a sud. Esatto. Buongiorno, piacere, Adalberto. Aspetta che mi concentro, vediamo se indovino il nome. Fabio, si chiama Fabio. Fabio. Perfetto. Allora, secondo lei, non guardi i suggerimenti della moglie a casa, dica, secondo lei la spesa è? 18,50. 18,50. Molto bene, ringraziamo Fabio. Poi abbiamo Sabrina. 22 euro. Spaccati. 22. Allora passiamo alla signora. Poi abbiamo Evi.
25,80. Evi. Sì? Le famose carte di identità. 80. 25,80. Sì, anche lei è un volto noto. Perfetto. Domenico? Si chiama Domenico. Domenico. È collegato con l'auricolare, attenzione. Esatto. 25,50. 25,50. Bene, passiamo a Bruno. 17,50. E bravo! 17,50. Molto bene. Signora, lei è? Fiorella. Fiorella. 23,30. È ancora è presto comunque per la 23,30. Poi abbiamo la signora Anna. Anna. Ci sta a guardare, dica Anna, secondo lei? 21,60. 21,60 va, signora Anna. 21,60. Poi ancora. L'uomo baciato dalla moglie in velocità, dica? Claudio 24. Claudio 24. 24 euro per Claudio. Perfetto. Martina. Martina, secondo te? 22,50. 22,50. Molto bene. E poi abbiamo? Jessica, Jessica dice. No, a me viene Jessica, dici? 21. Allora, il notaio ha segnato tutto? Molto bene, allora ricapitolando molto velocemente, abbiamo, vedete se abbiamo scritto giusto, Fabio 18,50, Sabrina 22, Evi 25,80, Domenico 25,50, Bruno 17,50, Fiorella 23,30, sì. Anna 28,60. No, 18. 21. 21,80. C'era 120, cioè tipo. Allora, 21 e 80. Claudio 24. Sì. Martina 22,50. Jessica 21. Perfetto. Ci siamo? E allora andiamo a vedere chi è il potenziale. Allora, ricordiamo che il vincitore della manche vittoriese del gioco della spesa dei Carnevali di Marca in collaborazione con Maxi e Spac Supermercati, quindi si aggiudica questa manche. Voglio sentire un po' di suspense, un po' di... Sarà la signora... È già una signora. È già. Evi con 25,80. Ah, quindi... benissimo. Abbiamo vinto una carta d'identità a questo punto. Quindi, signora, allora lei prenda quella stradina lì, sale sul palco e va a ritirare il buono. Per il totale complessivo della spesa era di 26,74 €. Quindi facciamo un applauso appunto per poco, ecco, venga qui. E allora noi intanto ringraziamo gli altri partecipanti, grazie mille, grazie Fabio, Sabrina, Domenico, Bruno, ciao Bruno, si buon metta divertimento. Qui al centro. E la signora di Claudio, ecco, per cortesia, ecco, vedete, è stato allora bravo, veniamo qui davanti, bravo. Veniamo qui davanti, in centro, ci siamo, eccoci qua, molto bene, un po' più indietro, un po' più avanti, comunque molto bene così. Perfetto, complimenti. Buono spesa di 50 €. Che trovate a Vittorio Veneto e qui a Costa, lo ricordiamo. Quindi vicino, molto bene. Prego, molto bene. Benissimo, bene, noi adesso ricominciamo con la nostra diretta, visto che adesso... Sì, tra poco si inizia a fare sul serio perché vedo già le auto in arrivo, tra poco smantelliamo la spesa qui e cambiamo nota che il Presidente tutto fare. Lascia passare a 38, c'ha di tutto. Sì. E allora noi fra poco vedremo naturalmente l'arrivo dei primi carri allegorici, naturalmente qui abbiamo la lunga lista dei 16 gruppi che oggi ci terranno compagnia. Ricordo che Carnevale di Marca, questa è come dicevamo prima, la puntata di rinvio, l'ultima ufficiale di questa edizione 2024. L'ultimo appuntamento ufficiale, diciamo, sarà il 16 di marzo, quando ci sarà l'estrazione dei biglietti alla Lotteria dei Carnevali di Marca, che avverrà come di consueto a San Vendemiano, nella quale andremo a vedere chi si è portato a casa uno dei favolosi 30 premi che ci sono in palio ogni anno. E allora, Federico, cosa dici? Io direi che mentre che stiamo attendendo l'arrivo, vedi che il nostro Presidente sta sistemando, abbiamo qua il nostro testimonial, proprio per apertura. Cosa dici se
Sì, se facciamo salire, intanto noi spostiamo il tavolo. Oh, abbiamo il nostro testimonial dei Carnevali di Marca. Venga, Eccola venga, qua. testimonial, venga. Venga. Signori, un applauso. Eccola qui al centro, vieni. Al centro della scena, complimenti, naturalmente vedete il nostro testimonial. Lei non parte mai senza niente da casa, vedete c'è anche il cestino, c'è tutto, sì. Però ci hanno detto che la bottiglia è vuota. Ma lei è partita da dove? Da Vittorio Veneto Sud? Sì, e da lì a qui ha finito tutto. E si guarda le guance. Quindi, allora, cosa si prova ad essere la testimonial dei Carnevali di Marca? Beh, devo dire una bella emozione essere a Vittorio oggi, perché generalmente non arrivo mai a vedere l'ultima sfilata perché sono impegnata col Carnevale a Venezia, ma essere testimonial ai Carnevali di Marca per me è orgoglio, perché sono tutti abiti che mi faccio io con la mia famiglia e quant'altro, per cui è veramente orgogliosa. Si dice? L'hai detto molto lentamente per evitare la famosa battuta che non dice fermi. No, assolutamente. Per cui essere scelta è un'ambizione, ecco. Molto bene, ogni anno c'è sempre un qualcosa di diverso e di veramente ricercato e particolare. Quindi... Sì, no, è bellissima questa costruzione, sta parrucca con tutti i cricchetti per tenere in piedi l'ambarella. Sì, comoda anche da andare in giro. Sì, quindi... fa le gare di mezzo fondo in pista, fa anche i salta ostacoli con questo. Complimenti a Elena, ovviamente, e siamo già in trepidante attesa per il prossimo anno per vedere vedremo come cosa ci accadrà. stupirà. Grazie Elena, grazie, comunque rimani Elena. qua in zona naturalmente rimani qua con noi. Allora noi intanto vedi che sta arrivando l'apertura sì? ufficiale, abbiamo Radio Wow. Abbiamo Radio Wow. Eccoli qui che stanno aprendo il lungo serpentone, eccoli qui. Sì, intanto visto che vedo venire avanti un losco figura, ringraziamo anche tutte le forze dell'ordine naturalmente e la protezione civile che sono già all'opera sulle strade, ma eccoli qua, vediamo Radio Wow. Benissimo, ma siete venuti su con l'auto da dove siete partiti con questa? Sarebbe stato un po' difficile perché, diciamocelo, non è che possa portare tante persone. Ma insomma, voi vi vedo belle leggere, belle pimpanti, quindi... Esatto. Mi piace perché questo cappello da sombrero è perfetto per la pioggia che è scomparso, grazie a Dio. Però so che uno si chiama Roberto, sì. uno Federico. Esatto. Complimenti. Siamo brave, Beh, ci mancherebbe altro. Allora voglio salutare tutti gli amici qui davanti, agli amici che non ci conoscono, agli amici che ci conoscono. Ciao Vittorio Veneto, ciao! Io ve lo dico, i carri sono tanti, avete un duro lavoro oggi. Sì. Ma voi siete già andati a spiare su di là? Ovvio. Facciamo una cosa, Attenzione. Wow. Occhio. Oggi la nostra Francesca fa anche il tecnico. Molto bisogna essere multitasking, giusto? Sì. Allora, nel curriculum hanno scritto di tutto perché è brava a lavorare. Ai. Signori e signori, Radio Wow con noi questo pomeriggio del Carnevale di Marca e facciamo un bel applauso che sennò queste belle signorine non tornano più a trovarci. Già. E insieme a Radio Wow io direi che prima appunto di aprire anche con l'auto della Lotteria dei Carnevali di Marca è giusto ricordare anche tutti gli sponsor che sostengono anno dopo anno le molteplici sfilate dell'associazione Carnevali di Marca e quindi vado io che venivo consuetudine, VIP tende con Homes Industrie, Toffolatti Gioielli, Soligo Spumanti, Dema Pubblicità, oggi Treviso, Noi per Noi Banca Prealpi San Biagio, Maxi Supermercati SPAC e poi ancora Sarlo Group. Questo è il gruppo che ci sostiene naturalmente in quelle che sono le iniziative di Carnevali di Marca e qui naturalmente vediamo passare il primo premio della Lotteria dei Carnevali di Marca. Sì, perché è giusto ricordarlo, caro. Allora mi dicono intanto che dobbiamo metterci qui per essere a favore di tutto ciò. Abbiamo il primo premio della Lotteria dei Carnevali di Marca che è
un premio del valore di 21.500 euro, non so se mi spiego. Sì, vi arriva a casa con l'autista incluso nel prezzo. Sì, fa anche la minestra. Sì, perfetto. Vi porta dove volete. Vi porta dove volete. Sì, di solito c'era Egidio. Adesso l'hanno cambiato. Egidio è passato di grado, vedi che qua fa i social, fa fotografie. L'ha mandato in pensione. Sì. Però vi arriva a casa questa bellissima 208 Active Pack, che quindi chiaramente potete vincere. Ma poi ci sono altri bellissimi premi. Lo ricordiamo, c'è un buono acquisto della Tofolatti Gioielli di valore di 1.000 euro. Poi altri buoni acquisto sempre Tofolatti Gioielli. E poi comincia i lunghi, quelli che sono altri buoni acquisto di Maxi e Spac, dai 200 euro ai 100 euro, fino ad arrivare all'ultimo premio, il 30° premio, che ha un valore di spesa commerciale di 50 euro. 50 euro per tentare la fortuna con 2,50 euro e naturalmente avere anche la fortuna di poter aiutare Carnevale di Marca. Quindi invitiamo tutti i nostri amici che sono qui in presenza, che stanno affollando Viale della Vittoria, ad acquistare un biglietto della lotteria, anche di più, non solo uno. Uno o più biglietti della lotteria dei Carnevali di Marca per tentare la fortuna e per provare ad accaparrarvi appunto il primo premio della lotteria dei Carnevali di Marca. Ma ora è giunto il momento di chiamare un po' di ospiti qui sul palco, perché ci sentivamo soli. No, però dobbiamo verificare una cosa appena sale. Dica. Dobbiamo verificare la liberatoria. Allora, che scarpe hai? Nascondi la marca. Nascondiamo le marche. Nascondiamo tutto, non facciamo pubblicità a nulla. No. Esattamente. Adesso lo verifichiamo. È lui o non è lui? È quello con il portafoglio o senza portafoglio? Chissà. Ce l'ha, secondo me ce l'ha. È lui o non è lui? C'è naturalmente qua il vice sindaco del comune di Vittorio Veneto, Gianluca Posocco. Eccolo qui. Buongiorno. Allora, venga qui. È acceso, perfetto. Guardi anche di là, che così salutiamo tutti quanti. Perfetto, molto bene. Allora, buongiorno. Vice sindaco, mi pare che l'atmosfera si stia scaldando. Qui a perdita d'occhio vediamo che i vittoriesi ci sono tutti, nessuno escluso, quindi come sta andando e quali sono gli auspici per questo pomeriggio dei Carnevali di Marca? Beh, buongiorno innanzitutto a tutti e porto i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione. Mi sembra bene, guarda che bellissimo colpo d'occhio che c'è, e grazie all'organizzazione perché a Carnevali di Marca, perché ha spostato dopo quella tremendo weekend di pioggia, ci ha regalato questa giornata, quindi grazie infinitamente. Qui a Vittorio Veneto, che è sempre una bella sfilata, c'è sempre tanta gente e c'è sempre tanta gente che si diverte, quindi molto bene. Diciamo, le premesse per il divertimento ci sono tutte. Vice sindaco, direi che lei può rimanere qui con noi anche non scappi, che così alla fine facciamo fare un bilancio. Visto che gli viene bene. È esperto in bilanci, quindi facciamo fare un bilancio del pomeriggio e appunto... No, ma lo vedremo fra poco. Intanto salutiamo Onda Azzurra, che sono le majorette che arrivano direttamente da Jesolo. Eccole qua, i nostri compagni di viaggio di quest'oggi che aprono la sfilata dei Carnevali di Marca. Eccole qua, Onda Azzurra direttamente da Jesolo. E signori, facciamo un bel applauso alle majorette, forza, facciamo ballare le mani, Onda Azzurra, e naturalmente invitiamo un rappresentante della Onda Azzurra a raggiungerci sul palco per ricevere anche il riconoscimento da parte dei Carnevali di Marca e naturalmente anche da parte del Comune di Vittorio Veneto. Eccoli qua. E allora eccola qua, naturalmente facciamo consegnare al vice sindaco, facciamo venire avanti, venite pure avanti qui. Allora, guardiamo di qua, qua, prego, qua, guardiamo di là. Qua, questo è il ballo del qua. Eccoli qui, molto bene. Grazie Onda Azzurra Jesolo, bravissime, ieri sera erano a Stenson di Piave.
le ho salutate alle 10 e alle 2 del pomeriggio sono di nuovo qua invece a Vittorio Veneto, bravi. Allora dicevamo, vedete questo bellissimo gruppo che apre oggi il Carnevale di Marca. Dopo abbiamo la scuola di Vittorio, manco una. O meglio, lì i genitori, non è neanche proprio la scuola. Un bel applauso, forza Onda Azzurra che arrivano direttamente da Jesolo nel pomeriggio del Carnevale di Marca qui a Vittorio Veneto. Di più. Non lo sentiamo abbastanza, loro lo vogliono sentire di più. Ecco, abbiamo anche la nostra testimonia che ce lo fa sentire bene. Hai sentito? Ci fa Sì, sentire ho sentito l'applauso. L'applauso è entrato nelle case della Tenda TV che ricordiamo state seguendo in diretta anche dal canale della Tenda TV, quindi potrete, chi oggi è in piazza può rivedersi. Certamente, anche sui social ci stanno già scrivendo, quindi tutto molto bene. Quindi, cioè nel senso, se noi diciamo qualche... Sì, rimane e poi ce lo dicono il giorno dopo. Ce lo rinfacciano, quindi dobbiamo stare attenti. Ai. Onda Azzurra direttamente da Jesolo. Il primo gruppo che va ad aprire ufficialmente la sfilata dei carri allegorici in questa domenica 25 febbraio. Ci abbiamo anche chi, vedi, c'è chi balla e chi segna il passo, sono fondamentali. Sono fondamentali. Lo vedo anche quello centrale e quello che comanda. Quello centrale lo vedo bene. È colui che segna il passo. Guardalo riposato, vedi che bello riposato. Onda Azzurra, Maggioretta direttamente da Jesolo. Eccoli qui. Buongiorno. Allora, adesso stiamo a vedere il carro allegorico di Vittorio Veneto, perché effettivamente negli anni c'è sempre stata la presenza di qualche gruppo di Vittorio Veneto, questi persistono, proseguono. Questi sono i ragazzi della scuola primaria Alessandro Manzoni di Vittorio Veneto. Che tu conosci molto bene, no? Conosco. Abbiamo cominciato qualche anno fa assieme a fare il carnevale e oggi sono ancora qui e oggi ci presentano, pensate, a scuola hanno studiato il Medioevo. E com'è che l'hanno studiato? Sono andati a vedere il Castrum Serravallese. Allora da lì è nata questa idea. Si è accesa la lampadina, hanno detto cosa possiamo fare? Allora ricordiamo che questo gruppo, e questo ci tengo anche a sottolinearlo come lo fanno tanti gruppi, partecipano al Carnevale di Marca per fare sì dell'attività goliardica, divertimento, ma anche per raccogliere dei fondi. Certo. E quindi abbiamo la scuola Alessandro Manzoni, il gruppo genitori, lo ricordiamo, che quello che viene raccolto come avviene anche per tanti altri gruppi, i fondi che vengono raccolti vengono destinati all'attività scolastica, quindi vengono destinate ancora ai più piccoli. Quindi ecco la voglia di fare festa e quindi eccoci qua naturalmente. Eccoli qui, si gioca in casa con la scuola primaria Alessandro Manzoni di Vittorio Veneto. Sta per arrivare anche il carro, appunto, che è stato allestito sulla tematica del Medioevo. Perché c'è l'avanticarro e il retrocarro. Sì. Davanti aprono e dietro ballano, giusto? E ricordiamo che ovviamente potete anche prendere spunto dall'iniziativa di questa scuola, cioè magari l'anno prossimo anche qualche altra scuola potrebbe essere qui e sfilare
nel nostro prestigioso Viale della Vittoria. Arrivano i primi coriandoli della giornata, sono arrivati, molto bene, eccoci qua, perché piuttosto che piova altro, meglio che coriandoli, meglio coriandoli, perché può piovere carità. pioggia, ma può piovere anche altro. Però sì, noi siamo per i coriandoli. Guarda qua, guarda qua. Una tempestata di coriandoli. Ecco, di tutto arriva, di tutto. Molto bene, molto bene. Allora noi cerchiamo un rappresentante della scuola Manzoni di Vittorio Veneto per che può salire qui sul palco, ricevere qui sul palco l'attestato di partecipazione. Abbiamo i due principi e la principessa. Salite sul palco un attimo. Venite un attimo, non vi preoccupate, non succede niente. Guardate quanti personaggi abbiamo del mondo del Medioevo che sono qui naturalmente comparsi a Vittorio Veneto. E poi ci hanno portato il castrum proprio tutto intero. Ci hanno portato il castrum ecco intero. Qua. Eccoli qua, eccoli. Eccoci qua. Buongiorno, benvenuti. Eccoli qui, allora, raggiungono il palco. Allora giratevi per di là. No, fermi, state facendo confusione, giratevi. Venite indietro, qua dobbiamo dirigere si vede che qua non c'è abitudine da palco. Ecco si qua. metta lì Molto a fianco. bene, molto Fabiana, bene. vieni anche tu. Perfetti, adesso arrivano. Eccoli qua. Facciamo un bel qua applauso. Al centro. Un applauso per la scuola Manzoni di Vittorio Veneto. Ecco qui, molto bene, perfetto. L'attestato di partecipazione ricevuto dalle mani del vice sindaco. E intanto vediamo il corpo di ballo alle spalle, eccolo qua che sta ballando. Guarda quanti sono, adesso arrivano. Presto che non resisto che arrivo a Serravalle. Signore e signori, eccoli qua, scuola Alessandro Manzoni, Vittorio Veneto. E dobbiamo naturalmente ringraziare il gruppo dei genitori che assieme ai ragazzi oggi fanno una nutrita rappresentanza. Quanti sono? Guarda quanti sono. Sono abbastanza. Poi abbiamo vedi le ballerine prima linea, sono abbastanza lanciate. Eccole qua, sono lanciate. Arrivano in fondo che ti fanno le mesh se vai giù con loro. Sì. Scuola Alessandro Manzoni, pomeriggio nel Carnevale di Marca a Vittorio Veneto. E quindi dal mondo del Medioevo che appunto ci hanno fatto vivere gli amici della scuola Manzoni di Vittorio Veneto, passiamo al terzo gruppo Viva il Paron dei Peri, che ci porta le allegre Arlecchine. Eccoli qui da Casella d'Asolo. In questo gruppo è nato alcuni anni fa davanti a un panino e a un buon bicchiere di vino da questa nostra bella compagnia che trasmette tanta allegria. Quest'anno vi vogliamo sbalordire con i colori delle nostre mascherine. Rosso, giallo, verde, azzurro. Proponiamo per vestir le allegre arlecchine. Fra le maschere di carnevale siamo le più festose e le più geniali. A noi piace ridere e scherzare e con la nostra gioia tutta la gente contagiare. E tra saltelli ed inchini divertiamo tutti, grandi e piccini. Eccoli qui! Le allegre Arlecchine, direttamente da Casella d'Asolo, con Viva il Paron dei Peri. Cioè che è un monito. Sì. No, stanno arrivando, siccome dicevi che davanti a un panino,
è arrivata una folata di salsiccia, di salsiccia e qualsiasi cosa. Stanno ancora mangiando da allora. Sì. Cioè, non so se hai notato che arlecchine ci abbiamo. Ci abbiamo un'arlecchina là in cima al carro che è una roba unica. Sì. Direttamente da Casella d'Asolo, viva il Barone dei Peri con le allegre arlecchine. Lui è un'arlecchinata, non è un'arlecchina di quelle un po' così. È un po' così. Avrei qualche dubbio su questa arlecchina, non lo so. Sì. Sai com'è. E invitiamo anche in questo caso un rappresentante del gruppo a salire qui sul palco. Allora, siete delle arlecchine, ma c'è anche qualche arlecchinata lì in mezzo, mi pare. Ecco qua. Mamma mia. Accoglila tu, prego, vai. Prego. Carissima. Allora, guardi di là, guardi di qua. Mettiamo il vice sindaco in mezzo, venga. Ecco qua. Guadagniamo l'inquadratura perfetta, ci siamo, eccoci qua, guarda che quartetto, perfetto. Tutto bene? Splendidamente, A tutti, bravi, bella organizzazione, perfetto, tutto bene. Grazie mille, grazie a voi. Grazie, quindi ho visto l'emozione negli occhi del vice sindaco. C'è stato un po' di timore. Era un po' di timore reverenziale, sembrava. Il gruppo Viva il Barone dei Peri. Bravissimi, questi sono Viva il Barone dei Peri direttamente da Casella d'Asolo con le allegre arlecchine, però notavo la scarpa. Ci sono delle scarpe che vanno oltre il 40 lì. Sì. Hanno un piede di C'è potenza. anche qualche barba oltre che qualche scarpa. Però va bene, è carnevale, vabbè. si può. Pazienza. Questi sono gli amici direttamente da Casella d'Asolo che ci hanno presentato le allegre arlecchine. E adesso noi siamo con la testa fra le nuvole, con l'allegra comitiva da Bidasio. Allora, eccoli qua, l'allegra comitiva farà volare le vostre menti nell'atmosfera colorata della spensieratezza e dell'allegria. Chiudete gli occhi, viaggiate con i Top Gun, no i Top Gun. Ecco. Questi tengono i Top Gun e quindi ci portano a volare. Eccoli qua, il corpo di ballo, vediamo, apprezziamo adesso la loro scenografia, il loro balletto. Ma scusa, arriva direttamente dalle giostre? Sì. Dai che si gira! Altro giro, altra corsa! Comunque mi pare che a volumi siamo partiti già belli siamo partiti carichi. bene. Cosa dici? Buongiorno, caro comandante. Tutto bene?
Benissimo. Allora, se non va bene, va benissimo, va bene? Esatto. Ai 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 ai. Certo che volare con questa compagnia di volo è una sagra continua. Sì. Ti fideresti tu? Non so. Ma insomma, quando siamo decollati, siamo decollati. Il problema è poi scendere. Scendere, sì, sì, sì. Chissà, chissà. Signori, l'allegra comitiva di Bidasio con la testa fra le nuvole. Invitiamo naturalmente anche in questo caso un rappresentante di questo gruppo a raggiungerci sul palco. E allora ci mettiamo qua, mettetevi qua, qua davanti, qui davanti, qui. Benissimo, guardiamo qui di al là. centro della scena. Fermo lì, immobile, fermo lì, là. Eccoli qua. Il Eccoci gruppo Allegra qui. comitiva di Bidasio. Voi non lo sapevate, ma a Bidasio c'è un aeroporto dove decollano ogni sera. Sono gli amici di Bidasio. Ciao comandante! C'era qualcuno che aveva parcheggiato in terza fila, si è già spostato. Direttamente da Bidasio vedete questo carro allegorico proprio con i colori del volo, naturalmente, che sono decollati da Bidasio per raggiungerci qua. Ci sono signore, voi siete in overbooking? Mi pare che siete in overbooking lì dietro. Ecco, se per caso riuscite, non ci avete la priority voi, no, non ci avete la priority, che sfiga, può capitare anche questo. E allora naturalmente adesso, mentre aspetto che il compagno di merende ritorni in mezzo a noi, che mi è scomparso, eccolo qua, niente proprio di... raggiunga qua la scena, sì, venga qui. Allora abbiamo niente po' di meno che Gianangelo Boff, sindaco di Tarzano, che è nostro parlamentare. Buon pomeriggio, benvenuto. Lei sta aspettando qualche carro allegorico, mi pare. Fonfierum, ma è normale che sia così. Allora, mi pare una bella giornata per salutare il carnevale. Naturalmente giriamoci un po', eccoci qua, così. Perfetto. Beh, bellissima giornata a Vittorio Veneto. Era iniziata con qualche gocciolina di pioggia, poi giustamente il vice sindaco ha sistemato il discorso del tempo, perché con i carri serve il tempo che sia in ordine, e il tempo è in ordine, tantissima gente. Vittorio Veneto, come sempre, è una città bellissima, una città con una bellissima piazza, con i giardini, piena di gente, e tanti complimenti e congratulazioni per l'organizzazione, all'organizzazione Carnevali di Marca, perché veramente sono una macchina da guerra.
nel senso buono del termine, certo, perché organizzare tutti questi eventi, tutti questi carnevali, tutte queste manifestazioni e sempre in modo preciso ed impeccabile in ogni sua parte ci vuole veramente tanto lavoro, tanta passione, tanto tempo libero dedicato al volontariato e alle nostre comunità. Un grande complimento va anche a tutti gli organizzatori dei carri allegorici, perché a chi non conosce l'ambiente, dietro un carro allegorico c'è un anno di lavoro per preparare il carro, con la cartapesta, i costumi, preparare i balletti, e coinvolge tutto un paese, coinvolgono i nostri giovani, coinvolgono i nostri ragazzi che invece di stare alla PlayStation o davanti al cellulare vanno a preparare il carro, a preparare i balletti. Quindi un grazie a questa meravigliosa organizzazione che allieta i nostri paesi e che dà un impegno anche ai nostri giovani per la comunità. Grazie a tutti. Grazie naturalmente, lo ringraziamo e noi naturalmente adesso andiamo passa alle caravelle. Sono passate la Nina e la Pinta, mi pare, là in sì, fondo. le abbiamo viste. La Santa ne Maria manca viene una, avanti. ne manca una. Perché è un po' attardata. Si è fermata, no, siccome hanno trovato un posto dove fare lo spritz, si sono fermati un attimo. E qua abbiamo naturalmente il corpo di ballo, guardate questo bellissimo gruppo con il veliero che viene avanti. Sono gli amici di Lo Son della Battaglia, direttamente da Meolo, associazione Fuori Giri, che ci presenta le caravelle sul mare azzurro. 3 caravelle filano l'este sotto le stelle, vengono da un porto molto lontano, le guida intrepido un italiano. Cercano terra di là del mare da molto tempo, ma nulla appare, nulla si vede e la ciurma è stanca. Terra, si grida, ed eccola appare sul far del giorno bruna oltre il mare. Colombro grida, ciurma, donne e bambini pronti a danzare. A Vittorio Veneto stiamo per attraccare, eccoli qua. Sono gli amici di Fuori Giri, naturalmente di Lo Son di Meolo, eccoli qua. Sono risaliti per il meschio, sono attraccate. Sì. E hanno fatto una deviazione qui su Viale della Vittoria. Deviazione su Viale della Vittoria. E notate, come diceva prima, ha detto anche il parlamentare onorevole Boff, guardiamo l'imponenza dei carri allegorici. In questo caso vediamo quanto grande è, quanto lavoro c'è alle spalle per realizzarlo. Poi qua avete la Pinta e la Nina che parteciperanno al prossimo Giro d'Italia, perché a ogni sfilata fanno dai 30 ai 40 km avanti e indietro. Sì. Associazione Fuori Giri di Lo Son della Battaglia. In quella di Meolo salutano Vittorio Veneto con le loro caravelle. Guarda, è così grande che non ci sta neanche nell'inquadratura. Non ci sta nemmeno, è grande. Veramente. Grande. Guarda che roba, le vele spiegate. Ma c'è il tenente Colombo. C'è il tenente Colombo. È lui il tenente Colombo? Perfetto, benissimo. Allora chiamiamo qualcuno dei rappresentanti a salire qua sul palco per ritirare l'attestato di partecipazione. Venga signora, venga. Signorina Saga, ecco, venite pure. Attenzione, stanno per arrivare in massa. Allora, iniziamo a fare un passo, chissà che prima della fine riusciamo a fare l'inquadratura giusta per la cosa. Allora intanto mettiamo il sindaco qua in polpo. Allora, qui c'era un segnalino una volta. Perfetto, qua. benissimo. Bene, allora venite qua. a fianco. Venite qua, perfetto. Oh, là. Bravissime. Ecco qua, guardiamo di là. Pronti? Eccoci qua, molto bene. Adesso siamo in 54, pronti? Facciamo gli accasciati davanti. Perfetto, tutti di là. Pronti? Eccoci qua, la consegna, piovono coriandoli nel frattempo. La consegna dell'attestato di partecipazione alla sfilata dei Carnevali di Marca di Vittorio Veneto. Grazie agli amici di Lo Son della Battaglia. C'è uno che ha parcheggiato in quarta fila. Ci hanno fatto la permanente in questo istante, eccoli qui. C'è ancora uno in quarta fila comunque.
Naturalmente vediamo, ecco, se stiamo salutando proprio la Santa Maria che sputa coriandoli come non ci fosse un domani. Sì. Guarda che roba. Sì, Guarda che roba. C'è il famosissimo Tenente Colombo che una volta era su Rete 4. Sì, adesso ce l'abbiamo qua. Era lui che aveva fatto questa roba qua. Guarda. Anche aromatizzati al gusto. Sì. Ci abbiamo anche vaniglia. Però devo dire, devono ancora imparare a fare l'aromatizzato al prosecco. Sì. Quello manca. Bisogna lavorarci. Però bisogna lavorarci sopra. Guarda, stiamo lavorando. Questa immagine anche con i bambini. Salutiamo i bambini che sono sulla caravella dell'Associazione Fuorigiri di Losson della Battaglia. E allora, caro il nostro Federico... Intanto, ricordiamo, ho visto passare l'emissario... Ah sì, aspetta, hai visto? Occhio. No, hai visto quello che dice terra! Terra! Senta, però ci dica una cosa, con l'altura che c'è là in cima, lei la terra la vede o la beve? La beve? Ah, ecco, mi sembrava, insomma. Però è fortunato perché ha un bellissimo colpo d'occhio. Sì, da lassù, di Vittorio, dall'alto. Sì. Ah, tra l'altro io ho sempre la mia telecamerina che potrei usare prima o dopo. Potresti usare, sì, esattamente. Per salire su qualche carro e fare un po' una visione, adesso ci pensiamo. Una videata dall'alto. Allora, dicevamo, adesso siamo con il prossimo carro allegorico. Intanto volevo ricordarvi, pomeriggio del Carnevale di Marca, ci sono in giro i biglietti alla Lotteria del Carnevale di Marca, 2,50 € cada uno, quindi non mancate l'opportunità di comprare i biglietti alla Lotteria. Ricordo che comprando i biglietti alla Lotteria del Carnevale di Marca sostenete tutte le 22 piazze toccate, ma sostenete anche il volontariato, perché una parte di quanto raccolto nella Lotteria del Carnevale di Marca il prossimo 16 marzo sarà dato in beneficenza delle associazioni del territorio della Marca che operano nel sociale. È un'abitudine che ha sempre Carnevale di Marca. E adesso siamo sempre in compagnia dei Faraonici, che sono il gruppo, sempre quei dei Cavolan, che sfilano tra le strade di Carnevale con il tema dedicato all'Egitto. Sì, quindi stiamo spaziando a 360. Nota anche il colpo di sole che illumina questa faraona. Sì, questo, ecco. Esatto. Per la gioia della nostra regia che sta cambiando 500 volte al minuto. Comunque questi sono i Faraonici che arrivano direttamente da Cavolano. Eccoli qui gli amici di Cavolano, guardate anche qua quanti sono, grandi e piccini, tutti. Allora, abbiamo la Cleopatra, che in questo caso l'immensa regina dell'Egitto, che è accompagnata dalla presenza della divina Anubi, dio dei morti, alla sua destra Horus, dio del sole e della luna, alla sua sinistra, avvinchiato da Sabek, il coccodrillo. C'è sempre un coccodrillo in mezzo alle palle. Sì, ci sono tutti. Ci sono tutti, e anche in questo caso invitiamo una piccola delegazione a raggiungerci sul palco per ritirare naturalmente, per ritirare l'attestato di partecipazione. Eccoli qua. Eccoli qui, Faraonici. Forza, venite qua, avvicinatevi. Eccoli qui, allora venite qua, perfetto, guardate di là. Guarda qua, baciati dal sole, adesso ce n'è troppa, ma non importa. Bene così, l'attestato di partecipazione, immagino una delle più piccole del gruppo. Vincono quelle sul passeggino, giustamente. Benissimo. Grazie per essere stati con noi. Eccola qua anche lei, giusto. Vieni qui. Molto bene. Un saluto ai nostri amici di Cavolano. Eccoli qua, Cavolano con i Faraonici. Il pomeriggio dei Carnevali di Marca e piovono come sempre i coriandoli, e come vedete a Vittorio è giunto il sole, perché quando si pensa vada male, almeno a Vittorio qualcosa di buono accade, e oggi è arrivato il sole.
Gli amici di Cavolano, eccoli qua, con Cleopatra che domina la scena. Nel pomeriggio del Carnevale di Marca abbiamo la grande compagnia, eccoli qua che piovono ancora naturalmente i coriandoli direttamente da Cavolano. Allora intanto vogliamo ricordare e ringraziare tutti i nostri sponsor che sostengono questa manifestazione, da Sarlo Group, VIP Tende, Maxi Spac, Noi per Noi, Banca Prealpi San Biagio, Soligo Spumanti, Maxi e poi ancora Dema Pubblicità, oggi VIP Treviso. Tende, oggi Treviso. E chi ce n'ha più ne metta, gli abbiamo detto. Eccoli qua, li e abbiamo Toffolatti, Gioielli, sì. Conè, GSE, Costruzioni Homes. Generali, Homes Industrie. Non abbiamo dimenticato nessuno, Perfetto, li abbiamo passati tutti. Però adesso e che qua è un esercizio di memoria ogni volta, non è che perché Egidio ne porta su sempre di più ogni anno, quindi allora intanto ricordiamo anche che ci sono i palloncini offerti direttamente dai nostri allora, sponsor. se non andate a prendere il palloncino, Egidio piange questa sera. Egidio intanto, che negli anni ha fatto l'upgrade e ha messo altri a gonfiare i palloncini. ha fatto notato, Egidio non gonfia più palloncini, questo bene. Allora, mentre stiamo per aspettare il Dio del Mare, intanto vorrei invitare qui sul palco, visto che l'ho visto là in fondo, c'è anche Gian Antonio D'Are, se ci raggiunge. L'abbiamo visto. Venga. Dall'Europa con furore abbiamo Gian Antonio D'Are. Eccolo qua. Perché noi invece arriviamo da Vittorio col furgone. Noi arriviamo da Vittorio col furgone. Esatto. Allora intanto salutiamo, poi avremo modo, stia qui con noi. Adesso poi le daremo il microfono, ma è giusto. Eccoli qua, adesso salutiamo gli amici che arrivano direttamente da Nervesa della Battaglia con il mare e il diluvio animale. Là davanti abbiamo Nettuno, sì, che è pronto, apre la sfilata e gestisce naturalmente anche l'arca. E Federico, hai visto che il nostro amico, quello solito, si è confuso là in mezzo? Lui ci prova a mimetizzarsi, ma noi lo freghiamo ogni volta. Esatto, e poi in giro vedete che ci sono le persone che vi danno gli abbracci gratis, quindi raccogliete gli abbracci gratis. Esatto, e insomma di questi tempi un abbraccio non fa mai male, giusto? Esattamente, non fa mai male, assolutamente. Allora, intanto invitiamo... Allora, gli amici di Nervesa della Battaglia credo che, non so, avranno fatto 822 sfilate. Io le ho trovati ovunque, quindi complimenti per la costanza e la presenza in questa edizione 2024 dei Carnevali di Marca. Allora abbiamo la delegazione, venite qua davanti, forza, consegniamo naturalmente l'attestato di partecipazione. Allora, aspetta che dobbiamo gestirli. Allora, vedi che dobbiamo gestire il vice sindaco. Indietro, allora si metta qui. Venite qua. Dobbiamo guardare di là. Forza qua davanti, forza. Qua, guardate di là. Opla. Perfetto. Ci siamo. Regia, ci siamo. Con la foto, pronti. Eccoli qua. Molto bene, l'attestato di partecipazione agli amici di Nervesa della Battaglia alla sfilata di Vittorio Veneto. Caro Nettuno, qua sei qualcuno. Il mare e il diluvio animale, Nervesa della Battaglia. C'è sempre questo Italo Disco che non conosco. È la prima volta che la sentiamo oggi pomeriggio. Per caso, raramente. No, nota che c'è anche la signora che vanca a tempo. Guarda l'anca mobile, tac, tac, destro, sinistro, via. C'è anche la First Lady qua davanti che è passata davanti al palco. Allora, eccoli qua gli amici che arrivano direttamente da Nervesa della Battaglia, che salutiamo naturalmente con questa portentosa arca. E stiamo vedendo anche nel dettaglio i dettagli appunto di questo carro allegorico bellissimo. E provate a pensare quanto lavoro, lo diciamo sempre ma è giusto ricordarlo anche in questa occasione qui a Vittorio Veneto, quanto lavoro di backstage, quanto lavoro sta dietro le quinte prima di realizzare un carro di questo genere, prima di realizzare le coreografie sì. e di mettere insieme tutto il gruppo. Quindi
ricordiamo, intanto qui dietro, aspetta. Sì, aspetta che... Col sombrero, Uno col sombrero. Allora facciamo pronti, così, qua. accasciati, perfetto. Allora abbiamo, fermi qua, ecco qua. Allora foto di rito, pronto? Sono io, sorridi. Allora rimaniamo fermi qua. Sì. Venga anche qui, no, fermi tutti, venga qui che guardiamo lì. Regia, dacci un attimo l'inquadratura, che così eccoci non qua. Ci siamo, pronti? 3, 2, 1. Eccoli qua, quindi abbiamo anche la foto animata, perfetto. Benissimo, Grazie. ottimo. Bene, allora adesso abbiamo i veneziani gran signori, Circolo Sportivo Santa Maria del Rovere, Treviso. L'8º gruppo che sfila qui davanti, guardate la bellezza di questi abiti, qui si va nella tradizione. Ti ha visto ciò? Ti ha visto. Si arriva col barchino da Venezia, direttamente da Venezia. Oh là. Santa Maria del Rovere, guardate la bellezza di questi vestiti. Facciamo un bel applauso perché anche questo è carnevale. Sì, qui siamo proprio nell'ambito della tradizione veneziana e quindi con questi vestiti da dame molto curati nei dettagli, guardate, io ho l'imbarazzo della scelta su chi chiamare qui sul palco. Ma vedi, venga lei, Sì, con sì, calma, sì. venga. Ecco qua. Ecco, con molta calma, sta raggiungendo la nostra postazione. Abbiamo il Doge in persona qui, sì, esatto, ecco. qui davanti a noi. Perfetto, allora facciamo naturalmente anche in questo caso la consegna agli amici veneziani gran signori direttamente ecco da qua. Santa Maria del Rovere. Allora eccoci qua. Qui davanti, guardiamo di là. C'è anche il Doge, aspetta che c'è anche il Doge. Fermo. Dove va? Te si veneziano, non ti sa neanche dove metterti, dai mo. Venga. Aspetta che bisogna parlare veneziano qua, perché sennò non capisce mia questo. Eccoci qua, allora regia andiamo subito con la consegna dell'attestato anche al gruppo del Circolo Sportivo Santa Maria del Rovere direttamente da Treviso. Eccoci qua, molto bene, grazie. Grazie mille per essere stati qui a Vittorio Veneto. Allora, intanto li vedete naturalmente, questo dicevamo, questa è anche la caratteristica dei gruppi che viaggiano a piedi, naturalmente capita in questi carnevali di avere questi bellissimi gruppi che tra l'altro espongono praticamente con dovizia quelli che erano i tipici abbigliamenti durante il carnevale veneziano, giusto? Tutti fatti a mano. No, perché fatti a macchina l'avevo vista un po' dura. Quindi quando cominciate a preparare i vestiti? Fra 2 settimane per l'anno prossimo? Uno all'anno. Ecco, molto perché bene. ogni anno ne compare uno nuovo. Esatto. Ogni anno ne compare uno nuovo. Quindi tra 15 anni saranno in 25-40, insomma, esatto? Giusto. Complimenti ancora agli amici che arrivano da Santa Maria del Rovere. Santa Maria del Rovere in quel di Treviso, grazie per essere stati con noi, vi aspetta la seconda parte della sfilata perché guarda Roberto quanta gente c'è qui a Vittorio, guarda da qui è una cosa veramente a perdita d'occhio. A perdita d'occhio. E di là lo stesso. Perché di Viale della Vittoria ce n'è solo uno. Sì, è a Vittorio. Possiamo essere fieri del nostro Viale della Vittoria. Sì. Bene, adesso mentre stiamo per aspettare il prossimo gruppo, abbiamo niente po' di meno che, l'avevamo citato prima, il carissimo Tony Darè che è qua con noi e naturalmente invitiamo per un saluto. Ecco qui. Allora, aspetta, invitiamo naturalmente, verifichiamo, lui non è come John Travolta. No, ha delle scarpe, ha qualcosa di marca da griffato che... ha firmato la liberatoria. Intanto un buongiorno a tutti, non ho marche da nascondere, ho solo scarpe normali, senza marchio, perché costano meno e vanno meglio. Primo. Secondo, complimenti a Carnevale di Marca, complimenti soprattutto a tutti quei volontari che fanno questi carri, che lavorano 365 giorni all'anno per la gioia dei piccini e soprattutto degli adulti, anche dei nonni soprattutto. Quindi complimenti per quello che fate, perché il tempo oggi ci ha aiutato. Sì.
per fortuna parliamo piano perché a Vittorio ogni nuvola è pericolosa, esatto. però complimenti e soprattutto benvenuti in questa splendida città e in questo splendido ambiente di carnevale che grazie a voi riuscite a portare avanti non solo a Vittorio Veneto ma in tutto il Trevigiano. Qua pian pianino ogni anno c'è qualche comune per quello che fate. Buon lavoro e naturalmente buon divertimento. Grazie Gian Antonio D'Arè. Poi lo avremo con noi anche dopo, naturalmente. Sì, certo. Allora, infatti, tra l'altro, ricordava Vittorio Veneto, terra naturalmente del carnevale. Ricordiamo ogni tanto che i coriandoli, il buon Fender li aveva inventati lui, sembrerebbe. Quando a Trieste Aspetta un attimo, gli aveva lanciati in testa. Redo, già che c'è un microfono. Vieni. Caro Redo e poi Bezzo, venga ecco, qui, raggiunga. È lui o non è lui? Ormai è abituato ad andare in tutte le televisioni del mondo, quindi sai, sì, è così. Allora, lo vogliono anche a Telecolombia, bene. anche a Capodistria, Molto bene, mamma mia. Anche Repubblica Dominicana. Sì, esatto, che sta per arrivare. Ecco, allora, caro Redo Bezzo, presidente dell'Associazione Carnevali di Marca, oggi lo ricordiamo il gran finale di questa edizione 2024 dei Carnevali. Come sta andando e come sono andate tutte le altre tappe? Intanto buongiorno, benvenuti, buon pomeriggio a tutti, a tutto il pubblico numeroso. Non mi aspettavo questa accoglienza, questo afflusso da parte di tanta gente come vedo oggi. Insomma, vedo tanta gente da nord a sud e quindi nonostante il rinvio, nonostante il tempo che minacciava, e invece siamo numerosi. È andata bene, doveva essere un'edizione corta e invece abbiamo sparato addirittura non una ma di 2 settimane, quindi è stata un'esperienza lunga, impegnativa, ma abbiamo completato, compiute tutte le 22 tappe, che non è poco, insomma. Quindi ricordiamo sempre, ogni anno c'è qualche comune che si aggiunge alla grande famiglia dei Carnevali di Marca, giusto? Esatto, infatti. E adesso intanto andiamo con gli amici del Son Domenicano, a chi a là, praticamente da qui a là sono domenicano, a chi è a là, nel senso che Aia, esatto, faremo un corso, non abbiamo e sono venuti naturalmente a portarci le loro tradizioni, le loro musiche, naturalmente questo bellissimo gruppo. E ricordiamo che anche allegorica. Carnevale di Treviso hanno spopolato. Vorrei giusto? spendere 2 parole. Questo è un gruppo domenicano diffuso, sono addirittura componenti, figuranti da tutto il Veneto, da Padova anche, non solo della provincia di Treviso, e tra l'altro sono reduci della vittoria ex equo a Treviso come miglior gruppo mascherato a piedi. Hanno vinto il primo premio a Treviso, quindi complimenti, avere un piacere avervi qui. Facciamo un applauso a Vittorio Veneto. Vittorio Veneto, voglio sentire l'applauso per i nostri amici. Loro sono molto colorati, spiritosi, veramente numerosi, quindi è una... Mi raccomando, voglio ricordare, applaudite i cari, applaudite i figuranti che sono loro i protagonisti di questa sfilata e che hanno lavorato questi mesi per allestire uno spettacolo e farvi divertire 2 ore in allegria e spensieratezza. Quindi mi raccomando, fuori le mani dalle tasche e applausi. Allora invitiamo naturalmente anche a salire una rappresentanza, a ritirare il naturalmente, prego. Caro il nostro vice sindaco, venga avanti. Ecco qui abbiamo... Ma lui ce l'ha firmata la liberatoria. Ma chissà. Se ha firmato adesso arriva il rappresentante del gruppo Io Soy Dominicano. Eccolo qua. Eccoci qua. Guardiamo di là. Complimenti. Guardiamo di su, guardiamo di giù. Al nostro gruppo internazionale che ha deciso di prendere parte al Carnevale di Marca edizione 2024 qui a Vittorio Veneto. Eccoli qua, naturalmente sentiamo anche il sound, le musiche proprio... Ah sì, prego. Venga qui. Guadagni il centro della scena, prego. Salve. Noi siamo veramente molto contenti di essere questo magnifico pomeriggio di Carnevale proprio qui a Vittorio Veneto per la primissima volta con la nostra rappresentazione direttamente dalla Repubblica Dominicana. E io vorrei, ragazzi, se si può, un applauso per tutti quanti che hanno fatto possibile, quindi tutti i miei ragazzi
tanti mesi lavorando per venire qua a stare un po' con tutti voi. E grazie mille per l'opportunità e grazie mille per il calore. Noi siamo Yo Soy Dominicano, aquí y allá. Oh, finalmente l'abbiamo detto giù. Molto bene. Grazie mille. Facciamo avanzare allora il gruppo. Guardate quanti sono. Eccoli qui. Attenzione. Occhio. Abbiamo anche gli effetti speciali qua. Sì. Occhio. Abbiamo i colori della Repubblica Dominicana. I colori. Vedi, noi volevamo avere le frecce tricolori, e comunque invece... i colori li abbiamo avuto lo stesso. Sì. Sembra... monocromatico. No, sembra il 16 gennaio tipo San Tiziano, sì. Quando un po' di nebbia arriva a Vittorio. Poca ma arriva. Allora, vediamo se la regia mi segue. Regia. Eccoli qua, salutiamo gli amici che arrivano direttamente dalla Repubblica Dominicana. I Soy Dominicano. Eccoli qua. Aquí allá. Nel pomeriggio del Carnevale di Marca abbiamo anche questo bellissimo spettacolo. Come diceva prima Redo, ricordiamo che questo gruppo, come gruppo a piedi, ha vinto il primo premio ex aequo a Treviso, proprio per l'allegria, la carica emotiva che riescono a trasmettere. Cioè, nota che hanno anche loro il Gianni Boncompagni di turno. Direzione, sì. direzione, regia, c'è tutto, non ci manca niente. Nel pomeriggio del Carnevale di Marca, naturalmente cogliamo l'occasione per ringraziare ancora tutti voi che quest'oggi siete qua con noi a festeggiare alla grande il Carnevale. Ringraziamo naturalmente gli sponsor da Sarlo Group, VIP Tende, Noi per Noi, Banca della Marca, Maxi Spac, Soligo Spumanti e poi ancora GSE Costruzioni Generali e ancora, lo ricordiamo, tutti coloro che si adoperano per la buona riuscita di questa manifestazione. E con il clima, la musica domenicana, lasciamo passare il carro. Lasciamo passare il carro, ecco sta andando, eccolo, bravissimo. Eccoci qua. Bravi, grazie. Yeah. Allora, naturalmente siamo nel pomeriggio del Carnevale di Marca, adesso abbiamo un breve spazio per il prossimo un break per il prossimo carro allegorico. Naturalmente vi ricordiamo che il Carnevale prosegue, naturalmente qui c'è anche la zona anche divertimento qui in piazza. Sì. In Piazza del Popolo, quindi per tenerci compagnia in questo pomeriggio di Carnevale di Marca. E intanto, mentre vedo
due loschi figuri dall'altra parte della strada. Sì. Volevo anche cogliere l'occasione per ringraziare la Protezione Civile e naturalmente a questo associamo anche alle forze dell'ordine, sì, dalla polizia locale alle forze dell'ordine che oggi sono qui presenti, perché pensiamo sempre che organizzare un evento del genere ci sono i partecipanti figuranti, ma ci vogliono anche coloro i quali curano questi dettagli. La sicurezza è sempre più importante, lo ricordiamo, e Carnevali di Marca in tutte le varie tappe ha messo in moto una macchina organizzativa che ci ha consentito di vivere tutte le sfilate nel migliore dei modi. Prima di passare al gruppo che sta arrivando, volevo dirvi, cari miei, che ci scrivono sullo streaming e ci stanno guardando direttamente dall'Ontario in Canada. Quindi salutiamo gli amici che dal Canada stanno guardando la sfilata. Non si dice dal Canada, qua si dice dal Canada. Qua si dice dal Canada. E quindi abbiamo le Barbie che stanno... Barbie Yacht, eccole qua. Guarda arrivando. Che Barbie che ci abbiamo lì. Direttamente gli amici di Levada. Levada. Guarda che Barbie, mamma mia. L'avete amata, l'avete desiderata e forse l'avete avuta, ma non l'avete mai vista così. Ecco a voi Barbie Yacht di Levada, unica e originale nei suoi look, diffidate dalle imitazioni. Allora intanto invitiamo a salire anche una rappresentanza del gruppo. Una delle Barbie. Una delle Barbie può salire sul palco. La grazie. Barbie più bella. Qua c'è l'imbarazzo. Allora c'è una Barbie che sale, Eccola qua, una rappresentante delle Barbie che sale. Beh, gliela lasciamo volentieri al vice sindaco. Ecco. È trepidante, guarda com'è trepidante il vice sindaco. Oh mamma mia. Attenzione. È successo un incidente? Ce la facciamo? Arrivano. Ha rotto il tacco? Eccola qua, rappresentante. Eccole qui. Le Barbie, guardiamo di là. C'è anche un barbino, eccolo qua. Ecco qua. Guardiamo di là, pronti. Eccoci, molto bene. Ecco, bene. Pronti per ritirare l'attestato di partecipazione alla sfilata di Vittorio Veneto. Grazie. Però non vedo mai Big Jim qua di solito. No. E Ken dov'è? Allelu. Ah, guarda Ken, eccolo. Ecco. Anche a me. Un po' discutibile, ma insomma. No, molto bene. Ken anni 60. Sì. È vintage. Eccoli, guarda, ce li abbiamo qua anche. Tre ne abbiamo, tre. Ecco, li abbiamo evocati e sono arrivati. Evocati, eccoli qua. Molto Barbie. bene. Gli amici di Levada con Barbie. Mi ha verificato, il cuore batte ancora. Boh, perfetto, molto bene. Allora gli amici di Levada con Barbie. Una bella barchetta. Che poi questo è il carro famoso atipico che va all'incontrario, il trattore è dietro. Allora, se sei d'accordo, caro lei, io provo ad andare su di là e a salire sul carro. Vediamo, bene. Ogni anno proviamo sta roba prima o dopo. Proviamo. Allora, signori, adesso mandiamo in missione Federico Campodall'Orto. Salutatelo, chissà se tornerà, chi lo sa, è un tentativo. Oh. Sì. Allora, no, facciamo per il vice sindaco. Vieni, il vice sindaco, vieni qua. Allora, sale dentro, mettiamo dentro il vice sindaco. Forza, eccolo qua. Ecco, girati che così ti riprendono per bene. Signori e signori, abbiamo la Barbie da Vittorio. Girati in contromano anche che così abbiamo l'opportunità. Non lo sapevamo, ma abbiamo anche la Barbie di Vittorio. Il Giangi Barbie, guarda che bene che è venuta. E allora noi la prendiamo con ironia questo pomeriggio. Salutiamo il vice sindaco e la sua reputazione che pian pianino ci sta salutando. No, ma tu lo sapevi che oggi è nata la nuova Barbie, il Giangi Barbie. Il Giangi Barbie. Molto bene, allora io vado in missione adesso, d'accordo? Vada in missione.
Questi naturalmente sono gli amici di Levada, che sono fortissimi perché ne hanno inventata una più del diavolo. Bravi, bravissimi, perché anche questo è il festeggiare alla grande il carnevale, mentre qua tira la brezza e parte il cappello fra poco, ma noi lo teniamo bello stretto. Allora, vi dicevamo il pomeriggio del Carnevale di Marca, vi ricordo che ci sono ancora in giro i nostri emissari, commissari, sottosegretari con i biglietti della Lotteria di Carnevale di Marca. Chi volesse naturalmente tentare la fortuna lo può fare e come, quindi vi aspettiamo naturalmente per tentare la fortuna. Vi ricordo che il 16 di marzo ci sarà l'estrazione e adesso arriva quella maledetta banda. Voglio tutte le mani al cielo. Che arriva direttamente, quella maledetta banda che ci porta un po' di allegria, e naturalmente sono venuti qua a Vittorio Veneto, dove per qualche anno ci sono stati abitualmente la banda Bassotti, e noi li abbiamo qua di nuovo. Tutti insieme, sinistra e destra, sinistra e destra. Allora invitiamo naturalmente, visto che arriva la banda Bassotti, il vice sindaco a tenere il colum e il portafoglio, perché lui è assessore con portafoglio. Deve stare attento appunto, perché sì, noi abbiamo bisogno del contributo per coprire le spese del Carnevale di Vittorio Veneto. Allora invitiamo un gruppetto di voi a salire sul palco. Eccoli qua che salgono. No. Ma questo non vuol dire che noi non siamo qui. Siamo qui e siamo pronti. Allora, intanto, mentre sta per arrivare il carro allegorico, noi consegniamo l'attestato di partecipazione. Giratevi qua, giratevi, forza. Eccoli qua, naturalmente a ragione di camera. E facciamo anche noi mani al cielo, forza! Pubblico di Vittorio, su! Quella maledetta banda, con la banda Bassotti, eccoli qua. Roberto, io non ti sento. Io ti sento. Guardate il colpo d'occhio da qui, guardate che roba, Vittorio Veneto, siete tantissimi. Grazie Vittorio. Grazie Vittorio, grazie Carnevale della Marca. Voglio tutte le mani al cielo davanti al palco. Hola mi gente, estamos aquí. Vai Dennis con l'attestato. Vittorio Veneto, fatti un applauso che sei bellissima. Wow. Sì. Ci siamo. Un ringraziamento a tutti. Vittorio, R&D Service, su! Carnevale della Marca! Roberto, dimmi. Ce l'abbiamo fatta a fare il collegamento, hai visto che robetta da qui? Sì. Sono quelli che riescono a muovere i coriandoli con la musica loro. Esatto. Sono sempre loro. Ti facciamo riconoscere. Beh, perché sennò come fareste a essere voi? Giusto? Cosa dici Roberto? Io vado giù con loro. Prova a vedere se ce la fai arrivare in fondo. No.
Non posso separarmi da voi. Benissimo, allora ti aspettiamo. Fermi tutti, c'è Martino con voi sul palco. Ricordiamo che Martino si sposa il prossimo anno. Uè. Sono sposo! Anche Martino ha raggiunto la convinzione. Non ha raggiunto. Si è convinto. Lo hanno convinto. Ah, benissimo, bene. Veronica, questo annuncio va bene? Perfetto, Vittorio Veneto, tutti invitati al matrimonio! E questa sera facciamo anche lo spritz proprio per brindare a questo evento. Quindi tutti. Esatto, con quella maledetta banda. Allora, siamo pronti. Roberto, ciao. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Ciao Federico, mi raccomando, inquadrature fatte bene. Sì, vedrai. Sì, no, non perdiamoci d'animo. Ciao. Allora, intanto vi ricordo, adesso fra poco avremo il prossimo gruppo, avremo Coriandolando per Pieve, abbiamo un po' di spazio. E allora, visto che abbiamo qui il nostro presidente Redo e poi Bezzo, guardi, Redo non è lassù, lei stava guardando ma è qui, è lei, se lo sa. Sono io. È lì, è lei. Allora, mi pare che a questo punto, dicevamo prima, anche hanno citato sia Darè sia anche Boff, hanno ricordato il grande lavoro dei carri allegorici, partono un anno prima. Ci sono tutta una serie di lavori, di coreografie da portare avanti e quindi vorremmo anche ricordare che per fare questo carnevale ci sono persone che si mettono, che riescono a fare sinergia. No, è vero, lo dicevo anche prima, insomma, ricordavo al pubblico presente di applaudire, tirate fuori le mani dalle tasche e applaudite i carri figuranti, perché i carristi spendono mesi durante il periodo invernale ad allestire il carro, ma poi ci sono i figuranti che sfilano e poi le coreografe appunto che preparano i balletti e fanno le prove, e poi le sarte che cuciono i costumi che state vedendo, per esempio che i Flintstone, guardate che bella macchia colorata che state vedendo sta arrivando, quindi è un'occasione per noi di ringraziarli che stanno portando avanti la tradizione del carnevale, che è molto ormai presente da secoli nella nostra tradizione e nella nostra cultura. Certo, esatto. Allora, intanto, visto che stanno arrivando i Flintstone che arrivano da Coriandolando per Pieve, ecco, abbiamo, guarda. Ma sai che ci ho preso gusto andare in giro? C'è un inviato quasi, io sto giù. No, sai. Anche perché quando ti capita di poter stare in mezzo alla strada, caro Roberto, l'unico problema è stato passare per la botola con questo copricapo un po' ingombrante. Per il resto tutto di riva in giù. Pensa quando eravamo in cantina che non riuscivamo a uscire. Non riuscivamo più a uscire, non trovavamo più la porta. Allora, eccoli qua, questi sono gli amici di Coriandolando per Pieve con i Flintstone. Loro riportano i famosi Antenati, questo cartone animato che ha tenuto compagnia per tantissimi anni. Poi guardate, in mezzo a loro ci sono naturalmente i vari personaggi da Fred Barney e naturalmente c'è l'immancabile Dino che abbraccia tutti. Eccolo qua il nostro capocapo, eccolo qua Simone. Ecco. Wilma, vieni avanti che c'è il vice sindaco che ti aspetta. Ma pensa, Roberto, volevo ricordare, c'era Federico a Pieve di Soligo, anche qui con questo carro ha sfilato un sindaco. Tu lo sai chi era? Sì. Forse no, forse sì. Il sindaco di Pieve di Soligo ha sfilato. Sì, io me lo ricordo. Allora, giratevi a onore di camera, giratevi di qua, forza, avvicinatevi. Coriandolando per Pieve, il gruppo più numeroso di Vittorio Veneto Carnevale 2024. Wilma, complimenti. Come ti abbigli tu non si abbiglia mai nessuna. Complimenti. Signori, guardate che ci avete anche... C'era la famosa detta Vilma la clava. E ricordiamo, eccoli qua, vedete che c'è anche Dino che vi abbraccia volentieri. Poi se vi ricordate il cartone, ecco la sigla, sentite la sigla?
E vi ricordate quando si mangiava la bistecca di Brontosauro al sangue? Come se la mangiava ben volentieri il buon Fred. Questi sono Coriandolando per Pieve. Aspetta. Coriandolando per Pieve nel pomeriggio del Carnevale di Marca. No, noto che si va con i carichi pesanti qua. Deve essere un acqua santa per l'occasione. Allora adesso, mentre salutiamo Coriandolando per Pieve, eccoli qua, stanno per arrivare il gruppo del Santo che presenta il famosissimo gruppo Olandiamo. Olandiamo, che è questo gruppo del Santo, pensate, giunta alla 41esima edizione della sfilata dei carnevali, quindi un bel colpo d'occhio, un bellissimo gruppo, come dicevamo anche questo, che partecipa anno dopo anno ai carnevali di Marca. Che fatica, ragazzi, visto che abbiamo un po' di spazio, questi siparietti. Siamo quasi giunti a metà. Abbiamo il vice sindaco. Venga qui, vice sindaco, è un po' che non la sentiamo. Allora, lei ha verificato se c'è ancora il portafoglio? Sì, molto bene. No, sembrava Zuzzuro, ce l'ho qui la brioche, ce l'ho qui il portafoglio. Allora, vice sindaco, come sta andando questa sfilata? Mi pare che i colori e l'entusiasmo non manchino. Bellissimi gruppi, fantastici, veramente. Un grazie a tutti questi gruppi che rallegrano questa magnifica giornata, veramente. Esatto. È giusto. E poi tanta gente, se volete facciamo il toto numeri. Non per la prefettura, sì, questo è il valore. Esatto. Perché ogni volta è sempre la solita. Non è per la prefettura sto numero. Quanti sono? Sì, per i giornali che la sparano grossa noi diamo il numero giusto. Dai, facciamo 10.000? Di più. Aspetta, sentiamo l'ingegnere. Ingegnere, cosa dice? Redo, caro. Faccio una via di mezzo perché Tony Darè era entusiasta, ha sparato molto di più. Io quasi direi che siamo sui quasi 20.000 persone in quest'anno. Quasi 20.000. Perché ho fatto un giro da su, dal Cannone fino appunto a Piazza Salsa, e c'è gente destra e sinistra. Sapete come li conta? Chi è andato in aereo, vi ricordate che passa la hostess con il contanumeri? Allora è partito il presidente che da 1, 2. Infatti c'è ancora libero il posto numero 55 e 54. Non si sa dove siano, però non si sa dove sia, però il posto è libero. Esatto. Però volevo anche ricordare, insomma, l'importanza di questa presenza che, nonostante fosse partita con il piede, diciamolo un po' così storto diciamo visto il tempo. Infatti guardate che bel sereno che abbiamo qua. L'associazione Carnevali di Marca ha portato il sereno a Vittorio Veneto. Anche perché sfatiamo quel mito di Vittorio che è d'Italia, che piove sempre. Non è vero, non è vero, minimamente. Non è così. Non piove mai, assolutamente mai. Però oggi. Giusto? Giustissimo. Giusto. E allora intanto diamo il benvenuto al 13° gruppo, il gruppo dal Santo, direttamente da Prata di Pordenone. Ci portano nel mondo dell'Olanda. Olandiamo. Questo gruppo, ricordiamo che, pensate, in questa edizione dei carnevali sfila per la 41esima volta, perché sono oramai 3 generazioni. Ha cominciato... Ma non in questa edizione, cioè nel senso hanno cominciato 41 anni fa, sì, giusto? Perché cosa ho detto io? No, 41esima volta, sembrava che avessero cominciato a dicembre. No, erano qua tutti i giorni. Sono 41 giorni che sfilano avanti e indietro per essere pronti. Se tu passi qua e dici, ma qui ha le qui de Prata. Sì, esatto. no. 41 anni, quindi una tradizione lunga, 41 anni, da 41 edizioni. 3 generazioni. 3 generazioni che si sono tramandati il gusto di fare il carnevale, di portare in piazza ovviamente l'entusiasmo e la gioia di far divertire grandi e piccini, e quindi questo è veramente il momento in cui, guardale che stanno arrivando. Sono le olandesine direttamente appunto dal gruppo dal Santo. C'è una colonia, non sapevamo. Guarda quante. A Prata di Pordenone non sapevamo che c'era una colonia olandese. Sì. Qua ci sono le olandesine, poi hanno i campi di tulipano.
Sì. Hanno anche gli zoccoli tipici dell'Olanda, Sì. infatti fanno la marcia con gli zoccoli, sono famosissimi. E questi naturalmente è il gruppo del Santo che ci tiene compagnia in questo pomeriggio. Nota, guardate, avete il corpo di ballo con anche qualche maschietto, cioè nota... Imbucato? Nota con quale studio? Sì, c'è dello stile. Concentrato, C'è dello stile. C'è dello stile? Perché ha fatto i corsi, ha fatto i corsi di notte e giorno, bravissimi comunque, al di là degli scherzi a questo gruppo notevole, perché ricordiamo l'importanza di organizzare anche il carnevale è anche di riuscire anche a realizzare delle coreografie e dei naturalmente delle che si colleghi tutto al carro allegorico, c'è tutto un insieme. Il Carnevale di Marca con il gruppo del Santo, eccolo qui. E intanto ricordiamo gli sponsor: Banca Prealpi San Biagio, Sarlo Group, Maxi Spac, Soligo Spumanti, VIP Tende, Oggi Treviso, GSE Costruzioni Generali, Toffolatti Gioielli, Homes Industrie, Conè e Dema Pubblicità. Dobbiamo chiamare su un rappresentante. Un rappresentante del gruppo del Santo. Ehi baby! Ecco Edi, la figlia del patron Danilo Dal Santo. La figlia del patron, eccola qua. Allora consegniamo naturalmente, allora ci giriamo a onore di camera, giriamoci a onore di camera, forza. Attenzione, no, di qua, girate, bravissimi, giratevi da questa parte. Questi naturalmente sono il gruppo del Santo, grandiosi come sempre, e loro stanno già pensando alla loro 42esima edizione, perché non si fermano mai, ce l'hanno nel sangue, come ce l'ha sempre avuto e ce l'ha il patron Dal Santo. Grazie di nuovo, e allora eccoci qua pronti ad accogliere il prossimo gruppo che arriva direttamente da Soligo. Da Soligo, dove domenica scorsa mi pare tu c'eri? Sì, no, sabato. Scusate. Sabato abbiamo fatto il famoso carnevale a Farra di Soligo e ogni piazza ha la sua notorietà. Noi avevamo anche il palo del telefono, è stato bellissimo. Abbiamo fatto l'evento, hai presente tipo i vecchi da cantieri, Paseo, no Paseo, perfetto, guarda, con il sindaco siamo riusciti a mettere in piedi un quadretto unico, anche lì 4-5 mila persone, una bellissima giornata, abbiamo visto tante famiglie, simbolo che il carnevale era desiderato e voluto, come oggi qui a Vittorio Veneto vediamo tante persone qui a sfilare nel pomeriggio dei Carnevali di Marca. Allora adesso quelli del Soligo ci portano nel mondo, pensate, di Walt Disney. Disneyland a Soligo. Disneyland Soligo, anche questo un gruppo che veramente l'ha fatto da padrone in questa edizione dei Carnevali di Marca, edizione 2024. Anche loro li abbiamo visti ovunque, c'erano ovunque, quindi veramente un plauso per la... A Soligo hanno fatto la parata. Hanno spopolato. Hanno fatto la parata perché giocavano in casa, quindi si sono dati Ma molto... loro si sono preparati tutte le altre sfilate, no? Hanno affinato tutto e poi a Soligo, bam! No, perché poi è venuto fuori che il sindaco Perencin andava a casa per casa a chiamarli uno per uno. Esatto. Sì. E poi hanno detto, abbiamo fatto 30 a Soligo, facciamo 31 qui a Vittorio. Esatto. Disneyland Soligo, dove i personaggi dei cartoni animati sono di casa. Allora intanto invitiamo una delegazione a salire qui sul palco a ritirare l'attestato di partecipazione. L'attestato di partecipazione. Eccoli qua.
Allora invitiamo la delegazione a salire. C'è anche il sindaco, oh, l'abbiamo citato. L'abbiamo evocato. No, perché pensavo il sindaco fosse ancora lì al palo del telefono a vedere se mezzo paese se era senza telefono oppure no. Invece. Adesso eccoli qua naturalmente in rappresentanza sul palco. Giratevi a onore. Un saluto al presidente. Vado su. Sì, vai su, ma sai perché il sindaco? Vado. Sai perché sta lassù il sindaco? Perché vuole controllare se passa sotto i pali. Anche qua vuole controllare questo. Il sindaco oramai di fare il soligo. Allora, giriamoci a onore di camera, forza. Un po' indietro, arretrate un po'. Perfetto. Eccoli là, perfetti, ci siamo quasi. Questo naturalmente è il gruppo di Soligo, quelli del Soligo, del pomeriggio del Carnevale di Marca. Regia. Grazie mille Vittorio. Oh. Signori e signori, sta per partire la pioggia di coriandoli, sono sicuro, li conosco troppo bene. Eccola. Sindaco, scusi. Là in fondo c'è un palo della Telecom, verifichi. Sono fuori comune. Grandiosi, naturalmente, Sindaco Mattia Perencin, grande partecipe. Ci ha colpiti? Signori, no, non ci ha colpiti. Mi sembrava di essere, non so se avete mai avuto l'esperienza che ti arriva la pioggia di punto in bianco mentre sei in bici magari e non vedi più niente. Allora questi erano gli amici naturalmente che arrivano da Soligo, li ringraziamo. Adesso arriva un altro gruppo, il gruppo che arriva direttamente, il Fonfieron di Corbanese, che per caso qualcuno conosce? Chi è che lo conosce bene? No, perché sai, anche lui lo ricordiamo che storicamente, cioè come avete visto il sindaco di Farra partecipare alle sfilate, io mi ricordo che a suo tempo c'era un sindaco che andava alle sfilate, è qua sul palco perché una carrambata, è lui o non è lui? Certo che è lui, Gianangelo Boffo. È lui. Adesso accogliamo la tribù di Fonfierun. Pensate che questa è una tribù nota locale che era tranquilla, dedita all'ambiente del bar e simpatici, amichevoli, però qualcuno ha tentato di conquistarli, loro si sono arrabbiati, si sono armati della loro forza e prepotenza e quindi hanno scacciato gli invasori in questo caso e quindi adesso sono però tornati in pace e sono naturalmente la tribù del Fonfierun. Nel pomeriggio del Carnevale di Marca, eccoli qua, pronti a sfilare. Pronti per il trenino, pronti? Eccoli qua, arriva il trenino del Fonfierun. Naturalmente invitiamo anche in questo caso una delegazione a raggiungerci qua sul palco per consegnargli l'attestato di partecipazione. Sta arrivando. Allora, attenzione, benissimo, giratevi a onore di camera. Perfetto, giratevi a onore di camera per piacere. Fermi. Quanti sono? Una valanga, venite avanti, dietro, avanti. Stiamo testando il palco, benissimo, venite avanti. Non ci stanno, sono troppi. Quelli avanti si accascino, avanti, forza, accasciati. I Fonfierun di Corbanese, un bel applauso.
Fonfieron di Corbanese, eccoli qua. Una tribù di quelle tranquille, amichevoli, bastano farla arrabbiare, giusto? E piovono coriandoli come non ci fosse un domani. Anche qua c'è una macchina in quarta fila. Fonfieron by Corbanese nel pomeriggio del Carnevale di Marca. Ci tengono compagnia. Allora, intanto vi ricordiamo che ci sono ancora in giro i nostri emissari, sottosegretari, quello che volete, con i biglietti alla Lotteria del Carnevale di Marca. Chi vuole tentare la fortuna, comprate qualche biglietto. Ricordate che è una finalità importante, perché potete sostenere ovviamente i Carnevali di Marca. Redo, la conosci questa? Regia, torna là. Della solidarietà. Redo, la conosci questa? La conosci? La conosci? Eccola. Sì. Ecco, lei vi propone i biglietti alla lotteria. Lei vende i biglietti, era tutto collegato alla lotteria. Era tutto collegato alla lotteria, era tutto collegato. Allora, intanto vediamo uno che si è attardato del Fonfieron, chissà dov'era. Chissà dov'era. Dov'eri? No, stava bevendo un po' d'acqua perché aveva bisogno di depurare l'animo. Allora, eccoli qua, siamo al nostro prossimo gruppo, il Cusignana 2024, Comitato Colombere. Ogni tanto arrivo. Buonasera, salve, benvenuti. salve. Signori, se lo conoscete, questo è Federico. Sì. Oggi è un po' uno scherzo. Oggi fa il Ti faccio lavorare un po' di più. Oggi dai, fa il runner, gli piace fare il runner. Il runner, esatto. Allora, abbiamo l'incanto della natura. Nel nostro mondo di fantasia c'è la natura in allegria, e la più bella originale, eccola qua, oggi sfilare. Sono gli amici di Cusignana 2024, Comitato Colombere. Altro gruppo storico del Carnevale che da tantissimi anni viene a farci compagnia con il loro carro e con le loro coreografie. Che fra poco sicuramente ne vedremo una, sì. La loro delle belle. Poi vedete che sono belli illuminati, perché va anche ricordato che ci sono anche all'interno dei Carnevali di Marca, ci sono state delle sfilate in notturna. L'ultima ieri sera proprio. L'ultima ieri sera. Quindi i Carnevali di Marca sono abituati a avere carri con illuminati, quindi c'è anche un lavorio di luce, sì. Un lavorio in più. L'abbiamo detto e lo ripetiamo, ogni tanto provate a pensare cosa ci sta dietro a queste forme così enormi, maestose, magnifiche. Pensate a tutti i marchingegni che consentono la realizzazione di tutto questo, pensate a cosa vuol dire trasportare un carro del genere, e quindi è un regalo quello che ci fanno i nostri amici di essere qui oggi in piazza a Vittorio Veneto. Attenzione signori, attenzione, pronti a seguire Cusignana 2024, Comitato Colombere. Con l'incanto della natura. Eccoci, ci siamo. Noi del Comitato Colombere di Cusignana ci siamo oggi a Vittorio Veneto, ci siamo. E noi intendiamo presentarvi il carro L'incanto della natura, come lo sappiamo fare solo noi. L'abbiamo presentato in tante manifestazioni e questa volta è l'ultima della stagione 2024. Allora lascio al DJ e al corpo di ballo quello che sanno fare loro. In tutte le cose della natura
esiste qualcosa di meraviglioso. Il carro, come d'incanto, crede che i sogni possono diventare realtà e qualcosa di magico può sempre accadere. A tutti voi presentiamo il carro 2024, l'incanto della natura. E intanto invitiamo anche un gruppo, una delegazione a salire qua sul palco per ritirare naturalmente l'attestato di partecipazione a questa edizione. Eccoli qua naturalmente, l'incanto della natura. Grazie tante al gruppo Comitato Cosignana Colombere. E ringraziamo il Comitato Colombere Cosignana 2024. E noi del Comitato Colombere ringraziamo naturalmente voi, ringraziamo Carnevale di Marca che ci ha ospitato, ringraziamo l'amministrazione comunale, ringraziamo l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto che ci ha ospitato oggi qua a sfilare. Che dire, tanta bella gente, è stata una bellissima giornata, una bellissima giornata che ci ha permesso di chiudere in bellezza questo nostro Carnevale 2024, credo non solo nostro ma anche quello di Carnevale di Marca. Roberto, grazie alle tue parole. Voi avete l'onore di concludere l'edizione 2024 dei Carnevali di Marca. Questo è il carro che conclude questa meravigliosa edizione. Quindi grazie ancora a voi. Mi raccomando, completate la sfilata e buon rientro. Finale col botto, guarda che roba! Un incanto della natura. E allora adesso noi siamo per salutare il Carnevale edizione 2024, giusto? Sì. Allora intanto ricordiamo e ringraziamo i nostri sponsor, oggi Treviso, Sarlo Group, VIP Tende, Maxi Spac Supermercati, Noi per Noi, Banca Prealpi San Biagio, Soligo Spumanti e poi ancora GSE Costruzioni Generali, Homes Industrie, Toffolatti, Gioielli, Conè e chi più ne ha più ne metta. Egidio SPA, non c'è. Esatto, se no non so, bisognerebbe valutare. Venga qui. Allora intanto vedo dei figuri qua dietro, venite avanti, venga avanti. Allora, sta per calare il sipario sull'edizione 2024 dei Carnevali di Marca, ma non è ancora calato. Non è ancora calato. Allora, mentre comunque qui la festa continua e vediamo che i vittoriesi continuano ad affollare. C'è una signora con i biglietti della lotteria.
Un biglietto. Un biglietto solo. Un blocchetto di un biglietto con dei blocchetti. Se volete, qua c'è la signora che sta transitando, c'è ancora i biglietti, c'è anche Aug, grande capo qua. Ce ne sono di ogni. Allora, Federico, di la tua che la stavi dicendo ma non riuscivi a dirla. Ma mi sono dimenticato perché poi ci siamo messi a parlare di... No, dicevo che la festa va avanti, ma è giunto il momento, mentre sta per calare il sipario ma non è ancora calato, di tirare le somme intanto dell'edizione 2024 dei Carnevali di Marca di Vittorio Veneto e poi dell'edizione generale, perché questa è ufficialmente l'ultima sfilata di quest'anno. Giusto, Redo? Allora, Presidente, a lei la parola, a lei la camera, tutto quello che vuole. A me la camera, ok. Intanto voglio cogliere l'occasione per ringraziare i volontari del servizio d'ordine, perché sono importantissimi, li vedete, dai Cavalieri delle Lettere, comandati appunto da Gabriele Padovan, Achille Andretta, poi anche della Benemerita, dai volontari dei Carabinieri in congedo, della ANC, perché appunto sono importantissimi durante questo periodo, lo sono stato anche oggi, quindi voglio ringraziare loro, assieme anche alla polizia locale, che da stamattina alle 8 hanno girato appunto per mettere in sicurezza le varie vie e le varie parti da mettere in sicurezza e soprattutto rendere fruibili da tutti noi. Niente, tu mi chiedevi per quanto riguarda un bilancio. Il bilancio qui positivissimo a Vittorio Veneto. Ne parlavo appunto prima anche con Tony Darè, anche con il vice sindaco e anche con qualcun altro. Abbiamo avuto un afflusso superiore alle aspettative, perché appunto pieno dall'inizio della sfilata, dal Cannone fino giù a Piazza Salsa. Quindi sforiamo chiaramente le 20.000 persone. 20.000 persone. Allora, 20.000 persone. Questo è il dato ufficiale, non per la prefettura. Per tutti quanti. Non per la prefettura. Per noi 25. Per noi 25. No, 20.000 persone. 20.000. Aveva arrotondato un attimino. No, siamo sicuramente su quell'ordine lì, perché abbiamo 2 chilometri di sfilata. Sì, adesso inizia a fare i conti quelli di Ti ho detto che 2 chilometri, 1 metro lineare, 2 chilometri da una parte, 1 chilometro da una parte e 1 chilometro dall'altra, quindi fanno 2. 10 persone per metro lineare, fai presto a fare i conti. Perfetto. Va che sembra un ingegnere, Era andato tutto perfetto fino a un secondo fa. Siamo andati a incartarci dentro questi conti. Che solo lui, ma solo noi abbiamo questo presidente qui, insomma. Ecco. Solo noi. Bene, quindi questo per quello che riguarda Vittorio Veneto, mentre per quello che riguarda tutto il Cucuzzaro direi che ricordiamo un'edizione la che è partita sfilata di Treviso. È l'edizione che è partita dal 20 di gennaio, quindi stiamo parlando del scorso mese, doveva finire il 18, invece siamo arrivati al 25 di febbraio, passando per 25-27 esattamente appuntamenti, 25 dei quali veramente realizzati, e 22 sfilate, quindi tantissime, organizzate da noi e anche organizzate dalle varie Proloco che fanno parte del calendario dei Carnevali di Marca, e poi alcuni anche eventi collaterali, che noi li chiamiamo collaterali ormai, ma sono diventati un aspettando la sfilata, realizzate a Montebelluna, realizzate a Treviso, qui a Vittorio Veneto, anche a Breda di Piave, quindi sono degli appuntamenti che scaldano l'ambiente e rendono appunto l'aspettativa della sfilata in maniera più bella e più sana e più per tutti quanti, anche i vari bambini che vengono a vedere gli artisti di strada durante questi momenti. Beh, bambini ne abbiamo visti tantissimi anche oggi, quindi insomma l'obiettivo direi che è stato raggiunto. Caro Roberto, diamo un attimo... Aspetta un secondo. Diceva Egidio che se no va a casa piangendo. Ci sono ancora i palloncini. Se dei bambini vogliono avere i palloncini, qua c'è gratis. Gratis a 25 euro. No, gratis, naturalmente. Omaggio di Egidio. Allora, quindi... sì, ed esatto. Adesso dicevamo, passiamo la palla naturalmente al vice sindaco. Caro vice sindaco, venga, onor di camera, venga un po' qui qua. Venga qui al centro. Guadagni il centro della scena. Allora, lei è fortunato oggi, perché poteva essere vittima come John Travolta del ballo del qua qua. Sì. Può ringraziare solo i due speaker. Volevamo fare una cosa, ma poi alla fine siamo stati fagocitati dagli eventi. Dagli eventi, che poi il ballo del qua qua, porca miseria, dopo John Travolta non si vede più in giro. Esatto, non si può più Adesso l'hanno bloccato, quindi comunque lei ha firmato la liberatoria. Per essere qui. Perfetto, allora siamo a posto, allora possiamo farlo parlare. Allora,
il bilancio, lei che ne sa qualcosa di bilanci di questa edizione 2024 del Carnevale a Vittorio Veneto. Stra positivo il bilancio, fantastico, bellissimi carri, bellissima la gente che li guardava, bellissimi anche voi sul palco, quindi e vi ringrazio perché siete stati veramente, come sulle altre sfilate, magnifici. Grazie a Roberto e grazie a Federico. Troppo buono, troppo. Ringraziamo anche la nostra costumista personale che è lì nelle retrovie. Sì, è lì ecco, sulle che fa retrovie. finta di niente. Finta però ringraziamo perché insomma. Sì, no, perché sennò stasera a casa non si magna. Non esatto. si magna. Molto bene. Allora, grazie vice sindaco. Grazie a voi. Benissimo, noi adesso cogliamo l'occasione per ringraziare ancora la nostra testimonial che è Esatto. stata con noi oggi. L'immagine ufficiale del Carnevale. Noi chiuderemo la sfilata con un andremo a riempire il cestello perché siamo nelle terre del Prosecco, esatto, quindi esatto. visto che è vuoto, chissà. infatti, esatto. Qui abbiamo Elena, la nostra testimonial del Carnevale edizione 2024, la sommeliera. La sommeliera. La sommeliera, infatti ho chiesto che se era possibile averla con noi anche oggi. E quindi adesso lei ha fatto già riassaggi durante questo periodo, ma era impegnatissima, ma si è liberata appunto per venire qui a Vittorio Veneto oggi. È un onore perché di solito non poteva mai di venire. solito, esatto. Allora, due sono le cose da ricordare. La prima, per chiunque avesse preso i biglietti della Lotteria dei Carnevali di Marca. Ci sarà l'estrazione il prossimo 16 marzo al Gran Galà dei Carnevali di Marca in quel di San Vedemiano. Esatto. Quindi ci sarà un momento conviviale per tutti coloro i quali hanno lavorato e quindi un giusto momento così di relax, al termine del quale ci sarà l'estrazione dei biglietti della lotteria. Quindi il prossimo 16 marzo potrete essere tra i vincitori appunto del montepremi di 25.000 euro. Dopodiché io ringrazio i nostri telespettatori della Tenda TV che ci hanno seguito, ci hanno scritto da ogni dove, ecco, anche quindi, dal Canada. anche dal Canada, quindi li salutiamo e li ringraziamo perché ormai quello del Carnevale, possiamo dirlo, è uno degli appuntamenti fissi del nostro palinsesto, quindi ogni anno ci siamo, cascasse il mondo. Io mi permetterei di ringraziare anche la regia, esatto. dietro le quinte, tutti i collaboratori che oggi hanno tenuto Francesca banco. e Michele. E quindi li vedo un po' provati, stanno facendo il countdown di quando finisce la diretta. E stanno dicendo, ma perché la stanno tirando così lunga che era finita un quarto d'ora fa? Ma va bene così, quindi grazie ovviamente a tutti coloro i quali ci hanno seguito, grazie a GAC Service che ci ha amplificato in questa e anche in tutte le altre piazze. Come loro non ce ne sono di migliori. Non ce ne sono, un assolutamente. applauso anche a loro. Tutti i volontari dell'Associazione del Carnevale di Marca li abbiamo ringraziati. Sì, li ringraziamo ancora una volta, ringraziamo ancora Protezione Civile, Polizia Locale e naturalmente anche le forze dell'ordine, sono stati ringraziati anche i carabinieri in congedo, ma cogliamo tutti i volontari che hanno seguito l'aspetto della sicurezza che quest'oggi è stata garantita. Ringraziamo i nostri sponsor che ci tengono citato più volte, che ci tengono banco. È giunto il momento di chiudere e quindi da Roberto e da Federico appuntamento all'anno prossimo. Ciao! Ciao!